Numerosi fascicoli aperti dalle procure venete, ma per ora Fleximan è rimasto nascosto nel mistero. Solo tra maggio 2023 e gennaio 2024 una quindicina i colpi in tutto il Veneto, con la provincia di Padova che da quel punto in poi inizia a registrarne un numero importante. Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2024 il misterioso giustiziere dei rilevatori di velocità colpisce a Carceri lungo la regionale 10. Poi nel mirino entra l'Alta Padovana con il Velox segato alla base lungo la provinciale 46 Brentana in via Piovego a Villa del Conte. 2 mesi dopo il colpo a Campagnalta di San Martino di Lupari. Qui il dispositivo di controllo della velocità posizionato lungo la strada regionale 53 Postumia viene fatto esplodere. A maggio 2025 vengono resi inutilizzabili a Sassate 2 Velox sempre lungo la Postumia ma a San Pietro in Gu, e si arriva al colpo messo a segno a Fontaniva, ancora una volta lungo la trafficata strada regionale che da Vicenza porta a Treviso.